C'è anche chi in attesa del ministro Luigi Di Maio a Porto Empedocle ha voluto manifestare il suo disaccordo con l'amministrazione attiva Carmina, facendo vedere delle foto di alcune incompiute come quelle di San Calogero Napolitano, via Magellano e Grandi Lavori, e il dottor Giuseppe Loiacono di Porto Empedocle, ex bancario, che come da lui detto ha anche appoggiato nel corso dell'ultima campagna elettorale l'elezione a sindaco di Ida Carmina. Semplicemente facciamo vedere la parte della città che la sindaca non farà mai vedere a Di Maio: Contrada Ciuccava, Inficherna, la via Napolitano, San Calogero Napolitano, strade dissestate, distrutte, che non esistono più, gente che soffre, che non ne può più. Facciamo vedere la via Roma pulita, io faccio vedere l'altra parte della città semplicemente, quello che non faranno mai vedere. Una vergogna. Perché questo astio verso questa amministrazione? Ma non è astio, è lei che si è messa contro tutti. Io l'ho votata e l'ho fatta votare, all'indomani si sono chiusi a riccio perché loro sono i buoni, tutto il resto del paese i demoni. E poi non hanno fatto nulla, ma di nulla, ma di nulla. 3 anni senza bilanci. Per fare un bilancio hanno ingaggiato una ditta di Sommatino, non so di dove, a 24.000 euro più IVA. Non hanno un progetto europeo, nessun progetto tecnico, un paese allo sbando, un paese che ha semplicemente, e dispiace dirlo, 917 redditi di cittadinanza, uno ogni 18, che è una cosa che da un punto di vista fa piacere che la gente insomma venga aiutata, ma dall'altro dimostra che è un paese allo sbando, un paese dove non c'è niente, e ha la faccia tosta, permettetevi di dirlo, di dire che la città si sta riprendendo. Oggi hanno chiuso 2 attività, Yellow se ne va ad Agrigento e Salmoriglio, un altro ristorante di nicchia che se ne va pure ad Agrigento, chiuderà tra qualche giorno. E lei continua a dire che Porto Empedocle sta rinascendo. Io credo che non abiti a Porto Empedocle, ma non so dove abiti, non so in che realtà vive.